Ministro Zaia, una candidatura che si consolida insieme con il PDL con l'intento di raggiungere, tutti avete detto, un segno più molto concreto, molto positivo per governare meglio. Con molta prudenza e molta coerenza, nel senso che invitiamo i veneti innanzitutto ad andare a esprimere la loro intenzione di voto, che sia per noi oppure per gli altri, ma che si vada a votare, non si dia nulla per scontato e soprattutto i nostri sostenitori che facciano campagna e portino i nostri programmi a tutti i veneti fino all'ultimo momento. Anche nell'ipotesi del vincere facile, diciamo così, vi ritrovate con una regione che sta attraversando un momento veramente complesso, penso all'Alcoa, penso alla Glaxo, una regione che si trova ad affrontare problemi di lavoro concreti. Quali sono i vostri intenti su questo versante? Beh, che è quello di difendere fino in fondo l'occupazione, di approfittare della ripresa che prima o poi arriverà, di approfittare di questo momento per creare le basi per avere una ripresa solida che ci possa fare recuperare il tempo perso. C'è un incremento dell'1% del PIL nazionale, questo è un grande segnale dopo un meno quasi 5% e direi che il Veneto ha i fondamentali per poter approfittare di questa ripresa. Il Veneto che cosa significa? I punti del programma. Beh, i punti del programma sono innanzitutto la volontà di essere la regione laboratorio per l'applicazione del federalismo fiscale e di diventare punto di riferimento nazionale per tutto quello che sono i negoziati per le diverse forme di autonomia che andremo a negoziare con Roma. Questo cosa significa concretamente? Cosa potremmo anticipare e sperimentare qui? Beh, di essere padroni a casa nostra, di avere le tasse che finalmente restino qui. E lo dicevamo con l'energia. Pensare che il Veneto ha già, grazie a una buona amministrazione che è stata fatta, un bilancio energetico positivo, questo significa che noi abbiamo già dato. È bene che qualcun altro si dia da fare. Lo statuto? Beh, lo statuto, ma ancora prima il regolamento, sono due priorità. Il regolamento per i veneti significa avere un consiglio regionale che decide, che possa decidere fino in fondo e soprattutto che possa accollarsi quelle scelte che magari in tempi come questi non riesce a fare perché ha un regolamento talmente blindato che permette a chiunque di fare ostruzionismo. Rapporti con il PDL? Ottimi, nel senso che noi siamo assieme al governo, abbiamo dimostrato in questi 2 anni di aver fatto delle cose che mai si sono fatte prima e del resto i cittadini stanno premiando questo governo con un consenso che è unico. Direi che è il governo che gode più alto consenso dal dopoguerra e questo è un grande risultato. È dispiaciuto non vedere Giancarlo Galano oggi qui? Ma io non so quali siano state le motivazioni, immagino che il Presidente comunque sia stato contattato e voglio anche immaginare che per un fatto di presentazione, di pulizia di questa presentazione, di lasciarmi lo spazio per presentare la candidatura abbia scelto di non venire e non vedo questa assenza e non voglio darci altre letture tantomeno negative. Vi potete sentire al limite per accettereste un consiglio da Presidente uscente? Ma io accetto consigli dal Presidente uscente e da tutti i cittadini, prova ne sia che ho aperto un sito internet che poi vedrete che addirittura dice costruite il programma assieme a me, mandatemi le vostre idee. Chi vede bene al suo posto invece come Ministro dell'Agricoltura, visto che ormai siamo a scadenza? Beh, vedo sicuramente bene una persona che possa lavorare con serenità, sapere che questo è un impegno gravoso perché il Ministero dell'Agricoltura ha tutte queste emergenze in questo momento negativo, è un ministero, uno dei 12 ministeri di spesa e dopodiché sarà Bossi e Berlusconi a decidere il nome e cognome e le modalità per questa nomina.